Per i cattolici è la giornata in cui si commemora la Santa della Luce, per alcuni il giorno più corto dell'anno, per altri sigla l'inizio ufficiale del periodo natalizio. Oggi, 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia. Il detto Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, risale a ben 5 secoli fa, cioè prima del 1582. In quel periodo la sfassatura tra calendario civile e calendario solare faceva cadere il solstizio tra il 12 e il 13 dicembre, rendendo quindi questo giorno il più corto dell'anno. Con la riforma del calendario il solstizio passò al 21-22 dicembre, facendo perdere al giorno di Santa Lucia quel primato di giorno più corto dell'anno. Festa religiosa dalla forte tradizione che alle processioni e alle messe in onore della Santa si associa storie e consuetudini alimentari. Santa Lucia nacque a Siracusa nel 283 e fu decapitata proprio il 13 dicembre del 304. È la santa protettrice della vista a cui furono strappati gli occhi o, secondo altre leggende, fu lei stessa a strapparli. A Santa Lucia sono legate tradizioni gastronomiche locali che nascono da quanto si racconta. Si narra infatti che la santa si prodigò per fare approdare nell'isola una nave carica di grano, salvando così i siciliani dalla fame in un periodo di forte carestia. Quel grano venne distribuito al popolo che, affamato, immediatamente lo mise in pentola, facendolo bollire e aggiungendo solo un filo di olio. Nacque così la cucia, un piatto povero che oggi, 13 dicembre, si trova sulle tavole di tutti i siciliani. La cucia viene gustata nella versione originale, ma anche in altre squisite varianti dolci che la vedono miscelata con crema di latte, cioccolato, crema di ricotta, canditi e scorzette d'arancia. La tradizione vuole che in questa giornata, per devozione alla Santa, non vengano consumati pane e pasta, dunque i farinacei sono sostituiti da legumi e riso. Per questo in Sicilia è il giorno in cui le tavole vengono imbandite con le arancine, che trionfano nella loro ricetta tradizionale ripiene di ragù di carne o prosciutto e mozzarella, ma anche in altre prelibate elaborazioni gastronomiche che gli chef siciliani ne hanno concepito. Ripiene di funghi, melanzane, salmone, spinaci, gamberi e pistacchio, e anche nella versione dolce con cioccolato, crema o ricotta sono una delizia per il palato.